Ma sei sicuro, Paolo? Sì che sono sicuro. Ma questi sono i Carlotti, questi vendono liquori. Sì, lo conosco bene. E cosa c'entra con la pizza? Non sta a preoccuparti, andiamo dai. Ma no, Vai avanti, non mi preoccupo. vai avanti. Vabbè. Permesso? Buongiorno. 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 Ciao Eccoci. Stefano, ciao Adesso Paolo. mi proprio vede. Io devo preparare il zabaione, per Eccolo favore. qua che intanto ve lo faccio assaggiare. Ma facciamo l'aperitivo? No, questo è l'ingrediente segreto della nostra pizza. Cioè, te metti lo zabaione nella pizza? Eh sì, e pensati che questo fa parte delle contaminazioni Carlotto in occasione del centenario. Cioè, cos'è la sta roba? Porta pazienza che non mi capivo. Insomma, basta che parlare a Daniele. Stefano, Dimmi, devi Daniele. sapere, quest'anno noi festeggiamo il centenario. Una bellissima esperienza, una testimonianza di collaborazione di rete fra attività della nostra vallata. Tante piccole imprese hanno deciso di usare i nostri prodotti per fare delle testimonianze, vuoi il menù, vuoi il gelato, vuoi la bomboniera, vuoi una composizione floreale apposita per questo centenario. Una bellissima esperienza che ha unito tutta la vallata. E San Martin? E San Martin è stato una delle prime proposte che abbiamo avuto. Ma la pizza con il cuore ci credevi, Daniele? Dimmi la Non ci verità. non ci credevo fino a quando non l'ho assaggiata. È veramente un gran piatto. Oh, cicchetto e niente. Grazie. E andiamo. Assaggerai. Sono proprio curioso, guarda. Una cosa in testa. Se è buona come lo zabaione. Lo finisco in macchina, Va bene, come vuoi Stefano. Grazie Daniele. Buona pizza! Federico, io adesso sto per assaggiarla, la pizza fatta anche con lo zabaione. Cosa devo aspettarmi? Allora, ti devi aspettare una bella esplosione di sapori, però ben gestiti, nel senso che qui hai un po' di tutto, a parte forse l'amaro, ma il resto c'è tutto. Quindi la dolcezza, la saporità, eccetera. Il trucco era, cioè il desiderio era proprio quello di fare un prodotto che fosse anche dolce. Come si fa Però a sposare? non stomachevole, ok? Quindi Certo, domando. certo. Come si fa a sposare il dolce dello zabaione con la sapidità della pizza? Beh, ammorbidendo un po' il zabaione, quindi ho dovuto fare un passo indietro, perché volevo usarlo così puro com'è, ma invece ho dovuto comunque fare un piccolo passo indietro. Quindi ho usato un po' di tuorlo d'uovo, un po' di panna, Certo, certo. ho usato lo speck anziché il guanciale, poi c'è il grana al posto del pecorino, ecco perché si chiama carbonara sbagliata. Ah, perché Ok. non è fedelissima No, alla ricetta no, originale. no. Però l'idea la rende, soprattutto quello che rende è l'utilizzo di prodotti che vengono da qui, da questa vallata. Assolutamente. È tutto fatto nella vallata di Parneto. Assolutamente, diciamo che sono un po' quei limiti o comunque quei canoni che ti danno le linee su come devi costruire un piatto e devi stare dentro lì. Certo, Ok? certo. È come avere 5 corde del pentagramma, quante sono, non mi ricordo. Cioè, non puoi fare tutto quello che vuoi, devi adattarti tu in base a quello che Certo. hai per poter valorizzare chiaramente quello che hai. In questo caso qua il tentativo era di valorizzare appunto lo zabaione per il centenario di Carlotta.
E sta qui proprio l'abilità di persone come Federico e di Paolo. Cercare i prodotti del territorio e poi cercare le soluzioni migliori per amalgamarli, ma senza che ognuno perda la propria identità. Esattamente. E siccome neanch'io voglio perdere la mia, che mi sono costruita in anni e anni di Certo. lavoro, passione, Sapevo che arrivavamo in questo momento. le ore di Dettagliarla. Grazie Federico e grazie a Paolo. Comincia pure nel tuo compito di taglio. Ciao ragazzi, assaggiamo in anteprima la pizza con lo zabaione di Carlotto e noi ci vediamo per la prossima cantierata. E ti sa che stavolta non mi porta anche da bere, perché anche stavolta non che birra, non che niente. Sì. Se mi muovo da qua te tagli mangiare da solo.